piccolo Cesare Zambon, il bimbo di 6 anni di Conegliano affetto da una malattia rara. La mamma aveva raccontato la sua storia sui social, commuovendo tutti. Il suo messaggio: ora vai, sei libero. Dramma a Breda di Piave, bimba di 6 anni travolta da un'auto sotto gli occhi della madre mentre stava per prendere lo scuolabus. La piccola è grave in ospedale. Quando il 24 ottobre 2022 uccise la madre a Conegliano, Ippolito Zande Giacomo, 60 anni, era totalmente incapace di intendere e di volere. Per questo motivo la procura ne ha chiesto l'assoluzione. 21 febbraio 2020, 5 anni fa, all'inizio dell'incubo Covid nella Marca, la prima vittima qualche giorno dopo a Paese, dai sindaci alla gente, il ricordo della paura e del caos. Aveva compiuto 24 anni appena un mese fa, shock e lutto a Castelmigno di Resana per la morte di Luca Bergamin, trovato in casa senza vita. In 500 a Valdobbiadene per i funerali di Andrea Arman, testimone di 3 pagine di storia veneta, fondatore della Liga, difensore dei Serenissimi, avvocato dei risparmiatori traditi da Veneto Banca. Sabotaggio al cantiere della pista da bob di Cortina, nella notte un tubo di refrigerazione staccato, gettato in strada, coro di reazioni indignate. Il sindaco: atto di terrorismo, parla anche Salvini. Questa sera alle 20:10 l'ultimo appuntamento con la sitcom di Igor Barbazza e Davide Stefanato. Si conclude il viaggio dei fratelli Pietro e Zeno alla ricerca del tesoro del nonno tra le bellezze del Veneto. Buonasera, ben ritrovati. Il TG di Treviso come sempre in diretta. Iniziamo con la morte del piccolo Cesare Zambon. Aveva soltanto 6 anni, affetto da una malattia rara. La sua storia aveva commosso l'Italia intera ed era stata raccontata dalla sua mamma, che lo ha salutato questa mattina sui social. Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Mamma Valentina Mastroianni saluta il suo Cesare scrivendo un nuovo straziante post della storia che ha accompagnato oltre 400.000 persone attraverso la vita di suo figlio, il piccolo Cesare Zambon, cui a soli 18 mesi fu diagnosticata la neurofibromatosi, una diagnosi pesante, un cammino difficile, una vita in terapia, con un tumore che nel tempo porta via al piccolo Cesare la vista, la mobilità, la parola. Un racconto che diventa nel tempo la storia di Cesare, foto, pensieri e ricordi capaci di creare una comunità attorno a questa famiglia. Valentina, Federico, il papà e i 2 fratelli. 2 libri e la famiglia che per curare Cece si trasferisce a Genova, famiglia che non dimentica mai la sua Conegliano, che oggi la abbraccia con tutta la sua forza. Per noi è stata una fortuna poter conoscere Cesare, un bimbo tra l'altro che aveva una grandissima vitalità, una grandissima voglia di conoscere nonostante le difficoltà, il mondo che lo circondava, e ha lasciato in tutti noi quel grande desiderio di capire che la vita è bella. Un pensiero va alla famiglia, una famiglia che ha dedicato parte della vita non solo a Cesare ma anche a tutta la comunità, perché molto del loro impegno è stato un impegno sociale, un impegno di solidarietà. Mi viene in mente il grande progetto che abbiamo fatto insieme per la stanza dell'ascolto. La stanza dell'ascolto, finanziata grazie alla campagna lanciata da mamma Valentina e il Rotary di Conegliano, uno spazio di supporto psicologico sempre aperto per aiutare chi non ce la fa ad uscirne da solo. Forse è proprio questo che fa la differenza, cioè vedere persone che vivono comunque una situazione difficile dedicarsi agli altri. Questa è una grande storia di volontariato, che è una grande storia del nostro territorio. Nel 2023, quando la chemioterapia inizia a non funzionare, nella vita di Cesare arriva Joy, inseparabile amico. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore a ricordare questo piccolo grande eroe. Questa vita a cui tu hai dato tanto senza chiedere niente, scrive ancora mamma Valentina. Una storia di affetto, dolore, consapevolezza e determinazione. Ti ho fatto una promessa di non essere arrabbiata con questa vita e ce la metterò tutta. E poi il saluto. Ora vai, finalmente libero. Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai. Siamo a Breda di Piave, poteva finire in tragedia. L'incidente è avvenuto questa mattina, travolta da un'auto sotto gli occhi della mamma e una bambina di 6 anni mentre andava a prendere lo scuolabus. Vediamo. Si trova ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso la bambina di 6 anni travolta da un'auto mentre andava a prendere lo scuolabus. Via Bovon, Saletto di Breda di Piave, una strada secondaria in mezzo alla campagna. Erano circa le 8 del mattino quando la bimba, seguita dalla madre originaria del Burkina Faso, per dinamiche ancora in fase di accertamento si è trovata sulla strada nel momento in cui un'auto di grossa cilindrata guidata da una 35enne stava passando. A raccontare la dinamica dell'accaduto lo zio della bambina. La bambina ha visto l'autobus
e praticamente all'attraversamento qua è uscita una macchina da là in fondo e l'ha presa e l'ha portato fino in fondo. Secondo le prime ricostruzioni pare che la bambina abbia abbandonato la madre per attraversare la strada e raggiungere il pulmino mentre sopraggiungeva l'auto che l'ha investita. Sul posto immediato l'arrivo del SUEM 118 con l'elisoccorso. Tanto parla, stanno ancora facendo gli esami per accertarsi che non ci sia altre cose, insomma. La prognosi resta ancora riservata, ma la bambina, seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Una vicenda che poteva finire in tragedia e che solleva il tema della pericolosità di quel tratto di strada su cui da tempo il sindaco di Breda, Mosole, chiede che si possa ricominciare ad impiegare gli autovelox. Questa è una strada piuttosto lunga, è molto percorsa, con velocità che sono anche alte, sfortunatamente. Noi possiamo intervenire con la presenza di vigili, eccetera, però soprattutto nei momenti di più frequenza, quindi la mattina, le pause pranzo e la sera, questa via qua, via Bovon, è intensa, ecco, come traffico. Adesso chiaramente cercheremo di capire come poter intervenire, anche se si tratta di una via di 3 km, quindi è una via appunto piuttosto impegnativa da gestire. Quello quando il 24 ottobre del 2022 uccise la madre a Conegliano Ippolito Zandegiacomo, 60 anni, era totalmente incapace di intendere e di volere. Per questo motivo la Procura ne ha chiesto oggi la soluzione, richiesta a cui si è associata anche la difesa. Nell'udienza di oggi, seguita da remoto dall'imputato, il pubblico ministero Michele Perpugnan ha svolto la sua requisitoria, ripercorrendo la tragica fine di Maria Luisa Bazzo, 87 anni, e rivelando che 2 mesi dopo l'omicidio Zandegiacomo tentò di togliersi la vita cercando di tagliarsi la gola con una scatoletta di tonno. Dopo l'arringa del difensore, l'avvocato Danilo Riponti, l'udienza è stata aggiornata al 16 aprile per la sentenza che, stando così le cose, appare scontata. È stato ritrovato senza vita in casa a soli 24 anni Luca Bergamin, giovane di Castelmigno di Resana, i cui funerali sono fissati per domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale della frazione. Il giovane è morto martedì lasciando nel dolore mamma Grazia, papà Aramis e il fratello Thomas. Luca, che lavorava, era anche attivo nel volontariato, era donatore Avis, l'ultima donazione lo scorso 18 di gennaio, il giorno prima del suo 24esimo compleanno, il 19. La famiglia ha chiesto che eventuali offerte vengano devolute alla cooperativa sociale L'Incontro. La Regione non rispetta gli accordi ed è immobile. La dura accusa del sindaco di San Zenone degli Ezzelini dopo aver letto i rilievi della Corte dei Conti. Stiamo parlando di Superstrada Pedemontana. 140 milioni di euro escono, solo 93 entrano. Sono i conti in rosso della Superstrada Pedemontana Veneta, certificati da un monitoraggio della Corte dei Conti. Lo stesso organismo plaude all'incentivo degli sconti sui pedaggi per il traffico leggero che la Regione farà partire tra poche settimane. D'altro canto, Palazzo Balbi non ha mai applicato le penali contro il consorzio SIS per i ritardi di circa 4 anni nei lavori, e su questo punto la Corte è stata molto critica, come il primo cittadino di San Zenone degli Ezzelini. Ci si chiede il perché la Regione non abbia fatto tutto questo, e a mio parere è un fatto grave che va anche a ledere i diritti di noi cittadini di vedere realizzata un'opera nelle modalità più corrette possibili e di recuperare le risorse che spettano ai territori, risorse quindi importanti per tutti noi cittadini. Il riferimento è alle opere compensative che riguardano il comune pedemontano, opere elencate in un accordo di programma validato da 3 sentenze del TAR e del Consiglio di Stato a favore del municipio. I soldi per questi interventi, secondo Marin, sarebbero potuti arrivare dalle penali che però la Regione non ha applicato. Potevano ottenere delle somme, e non poche, ma si parla di milioni e milioni di euro, che potevano quindi dare risposta alle esigenze del territorio. In più, la Regione, accusa ancora Marin, oltre a non multare SIS, ha continuato a portare avanti i propri progetti con la stessa concessionaria, ad esempio con la Via del Mare da Treviso a Jesolo. Nel caso di San Zenone è prevista fin dal 2012 una nuova rotatoria lungo la strada schiavonesca marosticana che da provinciale ritornerà ad essere regionale. Mi chiedo se leggono le carte. Perché così attualmente non sembra? E mi chiedo perché si continui con questo atteggiamento, con questo modus operandi che va davvero a ledere i cittadini, che va a ledere i diritti delle comunità, dei comuni.
5 anni fa, con la morte di Adriano Trevisan, Avò, il Veneto e l'Italia piombarono nell'incubo Covid. 4 giorni dopo la prima vittima era nella Marca. Siamo nel comune di Paese, l'insegnante in pensione Lucia Mangiò. Il ricordo di quei giorni con la sindaca Katia Oberti. Ricordo quel giorno in maniera molto forte, nel senso che siamo stati convocati d'urgenza dalla prefettura, dalla dottoressa Laganà, il prefetto di allora, proprio perché anche Paese doveva essere chiusa come Vo e quindi diventare un centro isolato. Lì per lì si è ragionato, in quanto la vittima purtroppo era già presente in ospedale da 20 giorni, quindi non si è scaturita qui il virus all'interno del comune. Si è deciso di non chiudere la cittadina, il comune, però al rientro dalla prefettura una sensazione deserto dei tartari. Ricorda così la sindaca di Paese quel 25 febbraio di 5 anni fa, quando il Covid uccise la professoressa Luciana Mangiò, 75 anni, prima vittima trevigiana del virus, e dopo pochi giorni la vita di tutti cambiò in un modo che nessuno avrebbe immaginato prima. Nel primo periodo ricordo l'affanno nel procurarsi i beni di prima necessità, quindi scaffali vuoti di farina, perché la gente poi si produceva il pane in casa, pasta, ti recavi al supermercato e vedevi tutti gli scaffali vuoti, carrelli pieni, gente terrorizzata di corsa per tornare a casa e non uscire più di casa. Le mascherine introvabili, le persone chiuse in casa, il lockdown e i DPCM. Ricordo che i DPCM venivano adottati il sabato sera alle ore 20 con entrata in vigore immediata lunedì mattina. E quindi tutti noi sindaci venivamo bombardati, in senso buono, dalle richieste dei cittadini per cercare di capire cosa poter fare, cosa non poter fare. I divieti di uscire dal comune di residenza, salvo rare eccezioni, le strade deserte, il silenzio irreale interrotto solo dalle sirene delle ambulanze, le immagini sconvolgenti degli ospedali e lo shock delle bare sui camion militari, il dolore dei familiari delle vittime, impossibilitati a dare anche l'ultimo saluto ai propri cari, il terrore di essere contagiati, le file interminabili per fare i tamponi. Ricordiamoci i tamponi. Paese è stato anche un punto tampone, le code alla dogana di 4-5 ore di bambini con 38-39 di febbre. 5 anni dopo, i ricordi terribili chiusi in un cassetto che nessuno vuole riaprire, ma anche un'esperienza per i comuni che ha insegnato qualcosa. No, mi auguro che non ricapiti più, intanto. Certo abbiamo un bagaglio di esperienza, di organizzazione dei servizi, di gestione della popolazione attraverso la protezione civile, quindi perlomeno c'è una conoscenza. Però teniamola come ricordo. Dal potenziamento delle terapie intensive e subintensive alla richiesta di rispetto dei sanitari passati da eroi a capro espiatorio dei problemi del Servizio Sanitario Nazionale, con il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi ripercorriamo i 5 anni dall'inizio della pandemia da Covid. 4 giorni dopo la prima vittima del Covid in Italia, a Vo, la Marca piombò nell'incubo con la seconda morte da coronavirus. La professoressa Luciana Mangiò, 75 anni, di Paese, ricoverata da giorni nella geriatria del Cafoncello. Il tampone, allora ce n'erano pochissimi, confermò purtroppo i sospetti dei medici. Dovevamo decidere se chiudere l'ospedale o se chiudere la geriatria. Abbiamo deciso di chiudere la geriatria pur sapendo che la signora aveva fatto visite in cardiologia, era stata in radiologia, era stato in neurologia, aveva contattato colleghi, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo convocato il gruppo di medici e infermieri e abbiamo detto: guardate, voi dovete stare chiaramente in quarantena dentro, qua chiusi, perché sarete tutti positivi o quasi tutti positivi. La cosa fu così. E fu l'inizio di un periodo durissimo per la sanità trevigiana, costretta a riorganizzarsi per affrontare un'emergenza senza precedenti, con un bollettino di morti e contagi diventato quotidiano, un ricordo alle vittime e ai familiari, ma anche un grazie all'impegno straordinario di tutto il personale sanitario. Io devo comunque ringraziare tutti i collaboratori, tutti coloro che hanno lavorato. Abbiamo avuto anche persone che sono state veramente male loro stesse curando gli altri, quindi un grazie di cuore a questi che io non considero eroi, considero solo persone che hanno fatto il loro dovere e lo hanno fatto bene. Però ecco, sono persone che meritano di essere riconosciute anche a 5 anni di distanza. Quando li incontriamo
nella quotidianità del lavoro. Così come quegli anni sono stati rimossi dalla memoria dei più, profondamente cambiato è l'atteggiamento nei confronti del personale sanitario, sempre più oggetto di scarsa considerazione se non di vere e proprie aggressioni, 770 solo nella Marca nell'ultimo anno, personale spesso diventato capro espiatorio degli oggettivi problemi della sanità pubblica causati soprattutto dalla carenza di medici ed infermieri. Nella sola ULSS 2 mancano 150 specialisti su quasi 600 medici assunti. Questa gente ha dato tanto e continua a dare ancora tanto e non perdiamoli, teniamoci ristretti perché servono al sistema pubblico. La pandemia ha anche insegnato qualcosa al sistema sanitario. Da poco è arrivato il nuovo piano pandemico nazionale affiancando quello regionale che ha aumentato in maniera consistente i posti nelle terapie intensive e semi-intensive a Treviso, ora nella nuova cittadella della salute. 5 anni dal Covid, le restrizioni, le mascherine, il dolore di non poter assistere i familiari. Ascoltiamo insieme i ricordi dei trevigiani. Io tranquillamente posso dire che ho seppellito mia mamma con il Covid e quella non gliela perdonerà nessuno. Mancare al funerale per il Covid è stato un trauma e penso che non lo auguro a nessuno. Molta paura di ammalarmi, di morire da soli. È stato veramente toccante sotto tantissimi punti di vista, nel nostro modo di vivere, di relazionarsi con le persone. Adesso quasi mi sono anche dimenticato, perché la mascherina era molto fastidiosa, non solo per adoperarla ma anche a vedersi. La paura sì, ci si è ritirati un po', non si usciva più di tanto, anche con la gente si cercava di evitarsi. Un ricordo lontano che sembra non aver lasciato traccia nella memoria dei più giovani. Ho una brutta memoria, devo essere sincera, non mi ricordo niente. Se devo essere sincera, anche io del Covid non mi ricordo molto, ma anche parlando con dei miei amici quasi nessuno si ricorda del periodo del Covid, c'è stato tipo un salto, non dico danneggiato, ma anche sì, gran parte di vita delle persone. C'era paura in quel periodo? Allora, io paura non ne ricordavo molto, ma perché stavo sempre a casa, quindi diciamo che ero protetta, ecco. Ricordo come ci si guardava tra le due parti con sospetto. Io sono figlia di persone che hanno vissuto la guerra, quindi un po' mi ricordava i discorsi dei miei genitori. Non tanto la paura in sé, ma proprio questo dispiacere di guardarsi gli uni agli altri con sospetto. Oltre 500 persone nel giorno dell'ultimo saluto l'avvocato Andrea Armana. Andiamo a vedere. È stato l'addio ad uno dei protagonisti di 3 pagine di storia veneta, quello del Duomo di Valdobbiadene, perché Andrea Arman è stato il difensore dei Serenissimi dell'assalto al Campanile di San Marco, ma anche uno dei fondatori della Liga Veneta e infine il difensore dei risparmiatori traditi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. E tra gli oltre 500 presenti ai suoi funerali c'erano i volti di queste storie, tutti accomunati da quella bandiera con il leone di San Marco che avvolgeva la bara e quel giallo oro e rosso veneto del cuscino di rose sopra. Un uomo di tutti ma non per tutti, il ricordo dell'officiante. A volte magari anche importuno, ma sempre con la fiducia e la speranza di essere dalla parte giusta, perché questo dà il coraggio per non fermarsi, per insistere, per coinvolgere nella giusta richiesta. Quella richiesta di giustizia per il risparmio tradito dalle banche venete è rappresentato dalle rose deposte dal rumeno che Arman aveva difeso quando si era legato davanti alla sede di Veneto Banca a Montebelluna e poi richiamato dalle parole dei tanti risparmiatori difesi dal coordinamento Don Torta. Caro avvocato Andrea, ci hai donato con straordinaria forza il coraggio di affrontare le avversità, la determinazione a non arrenderci, la fiducia che un giorno avremmo raggiunto la meta. Ora lascio un vuoto immenso, ma i ricordi e il tuo esempio continueranno a vivere in ognuno di noi. Perché è giusto che la giustizia venga difesa. Grazie Andrea per l'esempio che mi hai dato, per l'umanità che mi hai insegnato, per la signorilità con cui hai vissuto.
Un uomo di legge ma anche un uomo politico della Liga della prima ora, come ha ricordato Franco Rocchetta, presente con Marilena Marin. È un ricordo che se ne parole di tutti gli altri, per quasi mezzo secolo di fratellanza. Grazie Andrea. Ad ascoltare tra i banchi e fuori volti della politica di ieri e di oggi, ma anche colleghi avvocati e tanti semplici cittadini. Ma forse il più colpito per questo addio dopo la moglie e il resto della famiglia è Walter Baseggio, che ha salutato così l'amico, oltre che il difensore Armand. Con te se n'è andato un pezzo della nostra storia e di quella del Veneto. Ciao Andrea. Si chiude questa domenica la mostra Azzurro, uno sguardo sul mio mondo, promossa dalla Proloco di San Zenone degli Ezzelini. Dipinti, decorazioni, sculture, oggettistica, abbigliamento. È ricca e variegata l'esposizione allestita anche in questo fine settimana nelle sale di Villa Marini Rubelli e della sua barchessa a San Zenone degli Ezzelini. La rassegna Donne in Arte 2025, mostra d'arte e creatività femminile, è proposta e realizzata dalla Proloco e vuole essere non solo un'esposizione, ma un'occasione per celebrare la bellezza dell'ingegno femminile. Azzurro, uno sguardo sul mio mondo è il titolo scelto per questa edizione ed è proprio il colore del cielo a prevalere nella composizione, nei materiali, nelle combinazioni cromatiche. I visitatori hanno modo così di immergersi in un mondo di colori e forme, un viaggio attraverso le emozioni, le esperienze, i talenti delle donne che si esprimono anche nella bellezza artistica e creativa. A chiusura dell'evento, domenica 23 alle 18, sarà possibile ascoltare l'esibizione con l'arpa del maestro Anna Pasetti. Per l'ingresso alla mostra è previsto un contributo solidale, il cui ricavato sarà devoluto ai plessi delle scuole dell'infanzia di Carainati, Liedolo e San Zenone degli Ezzelini. C'è un'ultimissima ora, una ragazza di 15 anni non dà più notizie di sé da 2 giorni, sono così scattate le ricerche da parte dei carabinieri. A denunciare la scomparsa sono i militari di Mogliano Veneto ed è stata la madre a fare la segnalazione che è stata diffusa alla prefettura di Treviso. La minore Sasha Saha Zamuner, 15 anni, lo scorso 23 gennaio, è alta 1,70, ha i capelli di lunghezza media di color castano, occhi marroni e ha un piercing al naso. La ragazza, che frequenta una scuola a Mogliano Veneto, è uscita di casa alle 7:30 di ieri indossando un giubbotto di colore nero con uno zaino sulle spalle, anch'esso di colore nero con striature grigie. Non ha con sé documenti, nemmeno il cellulare. 5 mesi fa si era già allontanata da casa. Con questa notizia ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ancora TG Treviso. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Ripartiamo con le previsioni del tempo per il weekend. Situazione ancora in cambiamento, si va attivando infatti un flusso di aria umida dall'Atlantico che gradualmente investirà tutte le nostre zone, ma è una situazione questa che va ben spiegata sulla carta. Vedete un anticiclone delle Azzorre un po' basso sull'Atlantico e fornisce sul suo bordo settentrionale la strada proprio di un flusso di aria umida che da ovest si spinge verso est. All'interno di questo flusso si formano sistemi perturbati che poi purtroppo ci interesseranno, ma da notare ed è importante, spostandoci sulla Russia, quindi verso est, un robusto anticiclone. Questo bloccherà lo scorrimento regolare delle correnti umide e soprattutto delle perturbazioni che saranno costrette naturalmente a fermarsi sui nostri territori, quindi i fenomeni saranno prolungati oltre che essere temporaneamente anche intensi. Più in dettaglio quindi prevediamo su Treviso, ma su tutto il Trevigiano, per domani una nuvolosità stratificata e regolare, qualche attenuazione, ma le carte ci dicono che non dovrebbe esserci pioggia.
Per domenica è una situazione simile, ma forse migliore, con qualche apertura in più. Poi da lunedì più o meno, lunedì e martedì stessa cosa, non sono previste piogge almeno diffuse. Da martedì sera invece dovremmo subire il passaggio del primo sistema perturbato e quindi ecco che la nuvolosità aumenta, si compatta e avremo le prime precipitazioni che poi si diffonderanno e saranno abbastanza continue per mercoledì e giovedì, quando si prevede, ripeto, una precipitazione anche abbastanza abbondante. Poi la situazione seguirà su questi binari per diversi giorni. Intanto i venti sono deboli, di direzione variabile, c'è una componente occidentale naturalmente. Le temperature andiamo sopra zero, già domani un paio di gradi sopra lo zero, le massime intorno a 10-12 gradi, ma le minime cresceranno già da domenica e si porteranno 7-8 gradi e rimarranno tali per diversi giorni. Per finire l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. 20:10, questa sera c'è l'ultimo appuntamento con Una buona giornata. La sitcom di Igor Barbazza e Davide Stefanato, che ci ha tenuto compagnia in queste settimane, si conclude così il viaggio dei fratelli Pietro e Zeno alla ricerca dell'eredità del nonno tra le meraviglie del Veneto. Quale sarà questa eredità? L'appuntamento dunque subito dopo il telegiornale alle 20:10, la puntata poi sarà in replica domani alle 20:50, domenica 13:30 e martedì alle 23. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Sabotaggio nel corso della notte del cantiere della pista da bob Slittino e Skeleton di Cortina d'Ampezzo. Un tubo di refrigerazione è stato staccato e lasciato in mezzo alla strada. Durissime le reazioni alla vigilia dei test di ghiacciamento della pista. Sabotaggio nel corso della notte al cantiere della pista olimpica di bob Slittino e Skeleton di Cortina d'Ampezzo, nonostante il servizio di sorveglianza garantito da vigilantes e forze dell'ordine in barba a telecamere e fotocellule anti-intrusione. L'ha denunciato Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 2026, con il suo amministratore delegato e commissario di governo Fabio Massimo Saldini. Questa mattina abbiamo ritrovato un tubo di refrigerazione che, anziché essere dove era stato posizionato, era in mezzo alla strada. Abbiamo fatto alcune verifiche anche per escludere che si fosse trattato di scivolamento e mi sento di escluderlo. Peraltro il tubo che vedete nelle immagini ha bloccato la circolazione stradale, creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi Olimpici e Paralimpici alla vigilia dei test di ghiacciamento e dei sopralluoghi CIO annunciati per la prossima settimana. È un atto di danneggiamento che si somma a piccoli altri già successi. Aumentiamo l'allerta, non pregiudicherà lo svolgimento della preomologazione e non ci sono danni significativi. Le reazioni, tutte di unanime condanna, non si sono fatte attendere. Se i signori del no, come è avvenuto per la TAV e altre opere, pensano di bloccare il progresso in questo modo, inaugurando una stagione di terrore, si sbagliano. Le parole affidate all'agenzia ANSA dalla senatrice della Lega Erika Stefani, mentre su Facebook il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini scrive: non ci faremo intimidire all'odio e al livore, rispondiamo con l'Italia dei sì alle opere, senza sosta e senza paura. Di atto vile, ingiustificato, ignobile e di puro terrorismo, non solo contro l'Italia ma le Olimpiadi, parla il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Il sabotaggio è stato denunciato alle autorità competenti. Dovremmo aumentare la sicurezza, anche essere più attenti a quello che facciamo. Il 24-25 inizieremo il congelamento della pista con l'accensione della centrale, quindi capisce bene che la sicurezza a quel punto dovrà essere assoluta, non possiamo più permetterci fatti di questo tipo. Siamo in grado ora di farvi vedere la foto di Saha Zamuner con l'aiuto della regia. Eccola qui la ragazza, non si hanno più notizie di lei da ieri. Le ricerche sono estese in tutto il Veneto, nel veneziano, anche nel bellunese. La ragazza ha 17 anni, questa è la sua fotografia. Torniamo al TG di Belluno. I numeri, quelli degli studenti ma soprattutto di bilancio, sono risultati fatali per la storia e la tradizione del liceo Lullino di Belluno. L'istituto paritario di proprietà del seminario chiuderà l'attività didattica alla fine di quest'anno scolastico.
Il liceo Lollino chiude i battenti, oltre 50 anni di attività piegati dalla scure dei numeri che stavolta hanno condannato senza se e senza ma la prosecuzione dell'attività didattica dell'istituto paritario di proprietà del seminario di Belluno, che si dissolverà alla fine di quest'anno scolastico. È tutto nero su bianco nel sito della diocesi, che lo scorso anno, dopo mesi di trattative, aveva chiuso l'accordo con la rete di scuole per crescere, espressione di comunione e liberazione fondata da Don Giussani, per entrare nel circuito di scuole cattoliche toscane. L'esperienza non è stata con tutta evidenza positiva, men che meno l'offerta formativa, che alle preiscrizioni nel 2024 aveva acquisito 11 nuovi studenti, quest'anno solo 9. Impossibile pensare di proseguire. Per la settantina di studenti del Lollino ora le uniche alternative sono quelle di proseguire gli studi nei licei statali di Belluno e di Feltre. Per il collegio dei docenti la notizia della chiusura dell'istituto è arrivata come un fulmine a ciel sereno, inaspettata e incomprensibile, si legge in un comunicato in cui emerge l'amarezza degli insegnanti che hanno deciso di non partecipare all'assemblea plenaria prevista per questa sera per consentire una maggiore possibilità di confronto tra l'ente gestore e le famiglie. Lo scorso 17 febbraio la decisione di chiudere è stata espressa all'unanimità dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici. Difficoltà gestionali ed economiche già nell'autunno del 2023 avevano suggerito la chiusura della scuola, poi il tentativo di rilancio, che sembrava essere stato garantito dalla rete di scuole per crescere, avevano lasciato intendere che forse uno spiraglio per la rinascita del Lollino ci potesse essere, pur constatando gli ineludibili problemi di una provincia stretta dal gelo demografico che si sta abbattendo inesorabile sulla scuola. Lo scorso anno era stata cassata l'offerta di Confindustria di portare a Belluno una sede del liceo STEAM International e in via San Lucano la decisione aveva lasciato l'amaro in bocca. Il dialogo per il bene dei giovani bellunesi, aveva detto allora la presidente Lorraine Berton, non può e non deve essere chiuso. Dichiarazioni che, lette oggi, potrebbero essere foriere di novità future, sempre che la disponibilità degli industriali sia ancora attuale. Sale il livello dello scontro nelle fabbriche alla Epta Costana di Limana. La proprietà, il cui azionista di maggioranza e vicepresidente di Confindustria, ha fatto rimuovere bandiere e striscioni che chiedono il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Un atto ostile che la dice lunga sul clima che stiamo respirando, ha detto il segretario della FIOM CGIL di Belluno, Stefano Bona. Oggi è la seconda giornata di sciopero indetta per protestare contro Federmeccanica, indisponibile a riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto. L'adesione in provincia è stata altissima, 80-90% alla Epta Costana, Eliwell, Metalba, Clivet, Pandolfo, Mitsubishi. Buono il riscontro anche tra gli impiegati. È chiaro che senza un atto distensivo da parte di Federmeccanica la protesta, dicono, non si fermerà. Ed è tempo di avvicendamenti. Alla questura di Belluno stamattina presentati il nuovo vicario del questore e la nuova dirigente della squadra mobile. Giri vorticosi di valzer nei ruoli apicali della questura di Belluno, che si appresta a vivere un anno di impegno olimpico. Mauro Carisdeo e Cristina Rizzo sono rispettivamente il nuovo vicario del questore Roberto Della Rocca e la nuova dirigente della squadra mobile. Ringrazio veramente il signor questore, il signor vicario, tutto lo staff della questura di Belluno per la bellissima accoglienza che ho avuto. Sicuramente una bella sfida e insomma accolgo e accetto l'incarico con grande gioia e insomma, speriamo che vada tutto per il meglio. Rizzo è la seconda dirigente donna dagli anni 90 a guidare la squadra mobile di Belluno, dopo Manuela De Bernardin. Palermitana, dopo la laurea in giurisprudenza e il tirocinio per la pratica forense, nel 2021 vince il concorso per commissari della Polizia di Stato. Nel 2023 ha svolto servizio al commissariato di Mestre e successivamente responsabile delle volanti alla questura di Venezia. Per Mauro Carisdeo il passo importante della promozione. A Belluno il nuovo vicario è stato dirigente delle volanti, della Digos, della squadra mobile dell'anticrimine. Primo dirigente dal 2020, Carisdeo, dopo aver diretto la squadra mobile di Padova, era ritornato a Belluno per dirigere la polizia amministrativa e sociale. Per me è un momento emozionante essere tornato a Belluno con incarico importante di collaborazione col questore in un momento delicato per la questura di Belluno, perché in vista delle Olimpiadi avremo molti impegni a affrontare. È un grande onore e motivo di gioia per me poter lavorare con il dottor Della Rocca. Un lavoro di squadra che già sta portando notevoli soddisfazioni, ha detto il questore, che dal suo insediamento a Belluno ha incentivato i giovani funzionari a creare un clima di vicinanza ai cittadini. Ci siamo anche ripromessi di formulare dei servizi che in realtà sembrano nuovi ma nuovi non sono. Abbiamo delle pattuglie appiedate che stanno percorrendo le vie di Belluno, soprattutto nei giorni particolari di mercato.
e i poliziotti li ho proprio invitati a parlare con la gente, a dare delle risposte alle loro richieste e ad essere proprio vicini fisicamente ai bellunesi. Il vicario uscente Paolo Guiso è stato trasferito alla questura di Terni, mentre il capo della squadra mobile Jacopo Ballarin è il nuovo dirigente della Digos di Venezia. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata con Antenna 3, arrivederci.